Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati con noi, con le nostre ospiti questa volta. Il tema è molto interessante anche perché vi riparliamo, l'abbiamo fatto in più occasioni, poi conoscete bene, di due associazioni molto importanti per l'attività che svolgono, fondamentali per la nostra salute quando purtroppo diventa importante averne, ovvero parliamo di ADMO per quel che riguarda la donazione di midollo osseo. Ben arrivata quindi qui con noi Paola Baiguera, collegata, referente ADMO del Veneto. Grazie. Buongiorno a voi, grazie per l'opportunità. E naturalmente il sangue, fondamentale, lo ricordiamo, quindi solleciteremo e vi faremo capire anche l'attività che viene svolta dall'associazione l'Avis e quindi Wanda Pradal, presidente dell'Avis del Veneto. Grazie anche a lei, presidente. Buongiorno a tutti e grazie anche per me per l'opportunità che ci date oggi. Tra l'altro proprio oggi si parla a livello provinciale nella fattispecie, però forse è un problema anche diffuso di donazione di sangue, dove il problema emergente è non tanto le sacche mancanti, anche se c'è stato un decremento rispetto al 2019 che è stato un anno aureo per tutto, ma soprattutto per i medici che in pochi sono presentati per un concorso per 30 posti soltanto in 15 e quindi i medici che possono effettuare questi prelievi di sangue e il personale scarseggia e questo è un problema molto grosso. Allora, però parleremo anche di un progetto molto interessante che vede partecipi entrambi, ADMO e Avis ed altre anche associazioni di categoria dei lavoratori e altre entità, tra cui anche i Lions, Club eccetera, insomma un insieme trasversale tra terzo settore, settori professionali eccetera, per una collaborazione per promuovere e sensibilizzare le persone, i lavoratori nel luogo di lavoro per la salute e la sicurezza. Un progetto molto importante che è giunto alla sua terza edizione, Io Valgo, e che ha visto soprattutto una grossa partecipazione di lavoratori con dei questionari per capire quali sono le percezioni dei luoghi di lavoro, della sicurezza, del benessere e cercare di migliorare queste situazioni. Naturalmente dopo il periodo che le persone sono state a casa le percezioni sono cambiate e sembra che le persone siano molto più accorte, più attente e più anche sensibili a certe dinamiche. Però poi parleremo del progetto. Intanto io voglio dare la parola, stavolta partiamo con l'Avis Veneto, presidente, perché ci racconti un po' cosa state facendo, qual è il ruolo dell'Avis e l'importanza appunto, se c'è ancora questa importanza della donazione o se avete un numero fisso ormai di donatori e questo è sufficiente. Un po' le condizioni anche per donare, come avviene il tutto. Allora, per quanto riguarda appunto l'associazione che rappresento, il Veneto Avis, Associazione Volontari Italiani Sangue, ovviamente ci occupiamo della raccolta del sangue, qui i nostri 130.000 donatori, noi abbiamo 130.000 donatori appunto in Veneto, suddivisi in 6 provinciali e 356 comunali. La raccolta per quanto riguarda il Veneto viene fatta ovviamente nei centri trasfusionali pubblici e per 3 province del Veneto, vale a dire Venezia, Padova e Treviso, anche nella raccolta associativa. Questo è il nostro punto di forza. Chiaramente in questo periodo, in questo lungo periodo di pandemia ci sta penalizzando un po' le donazioni e oltretutto ci sta penalizzando anche il fatto della mancanza di medici. Ha detto bene lei prima, un progetto di 30, un bando di 30 richieste di medici, se ne sono presentati soltanto 15 e questo sta penalizzando. L'anno 2022 è nato con una forte richiesta di sangue, anche perché oltre ovviamente a curare le persone colpite dal Covid, che speriamo abbandoni definitivamente questo nostro paese, questo Covid se ne vada per la sua strada, dobbiamo comunque curare tutte le altre malattie, non dobbiamo assolutamente perdere anche queste persone che comunque hanno necessità di cure, di interventi eccetera. Il problema della mancanza di medici ci ha penalizzato molto ovviamente, anche perché nel pannello di prenotazioni durante comunque la settimana e le domeniche nei centri trasfusionali si è ridotto notevolmente appunto per questa mancanza. Il problema è che appunto, come dicevo, nel 2022 c'è stata una forte richiesta di sangue per poter fare tutti gli interventi che necessitavano e i nostri 130.000 donatori si sono attivati tutti. Ovviamente anche loro non sono comunque esenti dal fatto di prendersi il Covid e magari qualche defezione c'è stata. Comunque la richiesta che ci è stata fatta dalle nostre aziende sanitarie, noi abbiamo fatto fronte a questo. Quello che chiediamo è che comunque i centri trasfusionali
vista anche la mancanza di medici, fanno praticamente un orario più ampio durante la settimana, in modo tale da poter i nostri donatori poter donare, perché i nostri donatori ci sono, abbiamo necessità di andare a donare per i nostri ammalati, per i nostri familiari, i nostri amici. Di conseguenza io auspico veramente anche da parte delle aziende sanitarie di poter fare, nonostante la mancanza di medici che non dipende da nessuno, ma dipende forse da una politica, vecchia politica, che ci siamo trovati in una situazione come questa, che insieme riusciamo ad accettare tutti i donatori per far fronte alle richieste che ci vengono date. Questo chi è il donatore, è quello che come ALIS chiediamo. Presidente, chi è il donatore, il potenziale donatore, quali caratteristiche deve possedere? E poi lei ha accennato il discorso che alcuni si sono ammalati, ma una volta che si è ammalato può ancora donare, dopo quanto può tornare a donare? Insomma, ci faccia un po' di chiarezza, perché sono circolate poi sul web anche delle fake news al riguardo, no? Assolutamente sì, ci sono delle fake news che fanno veramente male al donatore, all'ammalato e anche al nostro dono in sé. Allora dobbiamo tener conto che a me spiace parlare di queste bufale che vengono fuori, perché vuol dire dare voce ancora a queste cose che non esistono. Il donatore comunque per poter donare deve compiere 18 anni, aver compiuto 18 anni, pesare almeno 50 kg e avere uno stile di vita corretto, ovviamente, perché comunque il sangue che andiamo a donare deve essere un sangue di qualità, perché chi lo riceve è comunque un ammalato e ci mancherebbe solo di ricevere un sangue. Per quanto riguarda tutte le bufale che abbiamo sentito in questo periodo, io direi proprio di accantonarle. Allora, dobbiamo ascoltare soltanto quelli che sanno cosa stanno dicendo. Allora, io devo dire la verità. Non voglio parlare delle bufale in questo momento, ce ne sono tante, e se continuiamo a parlarne diamo ancora voce a loro. Il sangue dei nostri donatori italiani è un sangue corretto, non ci sono problemi. Chi ha avuto il Covid dopo può donare dopo 48 ore e può farlo tranquillamente, assolutamente sì, e ce n'è bisogno. Io invito caldamente a non dare ascolto a queste bufale che vengono fuori, ogni giorno ne viene fuori una di nuovo, ogni momento, non un giorno. Di conseguenza facciamo fede a chi sa cosa sta parlando, assolutamente, e non ascoltiamo chi non sa cosa sta dicendo, che apre soltanto la bocca per dare aria. Tra l'altro le persone che poi decidono di donare sangue, che lo fanno da molto tempo, sono sotto controllo medico, per cui viene anche controllato, cioè sono più controllati insomma magari di chi non lo fa, no? Assolutamente sì, ogni donazione che viene fatta, il sangue si può donare 4 volte all'anno, ogni donazione che viene fatta ci sono gli esami assolutamente sul sangue donato, e questa è la sicurezza che abbiamo. Lo stile di vita di ogni donatore deve essere uno stile di vita corretto, nel senso senza abusi particolari. Di conseguenza anche questo è un aspetto che facciamo dei cittadini comunque con meno necessità, chi va a donare meno necessità di cure, perché nel senso, essendo comunque monitorato continuamente, si hanno dei cittadini anche più sani, e questo è anche l'aspetto non soltanto per i cittadini ma anche ognuno per se stesso. Insomma, ecco, donare il sangue fa bene al cuore, fa bene all'anima, fa bene anche alla salute di ognuno di noi, se no anche quelli degli ammalati che il dono se lo stanno aspettando, insomma. Chi sono più sensibili? Gli adulti, le persone e poi fino a che età si può donare, oppure anche i giovani? Allora, i giovani ovviamente possono donare, si può donare appunto come dicevo prima, iniziando ai 18 anni, pesare almeno 50 kg, stile di vita, e poi si va fino a 60 anni o 65 anni più 365 giorni, fino al 66esimo anno di età. Ovviamente ogni volta che si va a donare, ogni volta che ci si presenta per la donazione, c'è una visita da parte di un medico che attesta lo stato di salute corretto. C'è un questionario da compilare e viene compilato, e qua si fa fede anche nella sincerità del donatore. Il donatore ha preso coscienza che per essere tale deve essere comunque rispondere con sincerità anche alle domande. Ovviamente il questionario durante la visita viene vista anche appunto dal medico, di conseguenza poi nel momento in cui la visita termina il medico dà l'ok per la donazione effettiva. Per far questo comunque bisogna fare una idoneità, sempre compilando il questionario,
e una visita medica con degli esami. Alla fine degli esami si ha l'autorizzazione e successivamente dopo 35-40 giorni per andare a donare, e questa è un'altra sicurezza, nel senso che non si dona immediatamente, ma prima si attesta la salute del donatore, e questo è anche un'altra sicurezza, che il nostro sangue donato è un sangue di qualità, di persone responsabili e coscienti di quelli che stanno facendo. Io prima le chiedevo, i giovani sono sufficientemente sensibilizzati al riguardo o sono più le persone adulte che lo fanno? Diciamo che i giovani stanno rispondendo molto bene, nel senso che abbiamo una percentuale molto alta di giovani, e la fascia più ampia dei nostri donatori è dai 30-45 anni. Comunque diciamo che abbiamo all'interno nostro tutte le età comprese, scusate, dai 18 appunto ai 65 anni. Inizialmente diciamo che sono le donne a rispondere subito alla chiamata alla donazione, e poi pian piano, con le caratteristiche che ha la donna fisicamente, ovviamente potrà donare meno dell'uomo in effetti, però comunque il fatto che rispondono subito vuol dire che hanno una sensibilità diversa, ma poi successivamente arrivano anche comunque gli uomini, assolutamente sì. Loro possono donare. Scusi. Sì. Prego, prego. No, c'è un messaggio. Buongiorno, volevo capire se è possibile donare sangue, se nel mio passato sono stato alcolista, parliamo di oltre 20 anni fa. Saluti. Io non sono assolutamente un medico, quello che mi sento di dire è che magari si presenti un centro tasponale o nella raccolta associativa delle 3 province dove comunque ho indicato, che Venezia, Padova e Treviso, e faccia un colloquio con il medico per essere comunque riammesso alla donazione. Assolutamente importante. Sono bravi i veneti, l'Avis Veneto è bravo a raccogliere sangue, quindi sono bravi i cittadini a donare rispetto ad altre regioni d'Italia? C'è una graduatoria? Diciamo che in questo momento mi sento di dire che il Veneto ha sempre risposto molto bene, assolutamente. È quello che sta capitando anche nelle altre regioni comunque. Noi abbiamo appunto noto comunque che la sensibilità verso il più debole, verso l'ammalato, c'è in tutte le regioni. Chiaramente io sono molto di parte e vedo che la risposta del Veneto è molto precisa e puntuale. Perfetto. Presidente, la ringrazio. Adesso andiamo in pubblicità. Quando torniamo sentiamo anche ADMO, quindi che cosa si occupa, cosa fa, l'importanza della donazione, eccetera. Quindi restate sempre con noi, pochi secondi di pubblicità, tra poco.